Ha donato tutta se stessa e ha accolto Cristo attraverso i più piccoli, due tratti essenziali richiamati dal Vescovo per celebrare il 70° di vestizione di Suor Maura delle Benedettine di Rapallo. Per il mondo di oggi, ha detto Monsignor Tanasini, la religiosa testimonia la coerenza della vita evangelica. Il suo servizio infatti è nell'aver vissuto secondo lo stile di Gesù. Ci è sempre di esempio, di sprone, ecco, per noi la sua presenza anche in questa casa è una presenza sicuramente significativa e di gioia e di riconoscenza. La religiosa, originaria di Crema, si chiama in realtà Luisa, divenne Suor Maura per onorare il cardinal Maurilio Fossati, protettore della comunità. Orfana di guerra, ha conosciuto le suore benedettine in collegio e le ha apprezzate per la loro maternità. La chiamata è arrivata a soli 16 anni. Io ricordo quel giorno, quando sono entrata vestita da sposa, avevo un bel mazzo di fiori, garofani bianchi, e l'ho lanciato con tanto entusiasmo, perché si lanciava verso l'altare, perché lanciando il mazzo voleva dire mi dono tutto a te. Un amore per Gesù che non è mai venuto meno. Ho capito che il Signore, era innamorato di me e io mi sono innamorata di Lui e siamo ancora innamorati. E dire che la giovanissima Luisa aveva grandi ambizioni, tra queste, ricorda lei stessa, sposare un industriale. E invece io ho scelto l'industriale dell'universo. Suor Maura è stata per 12 anni superiora generale dell'ordine. La comunità delle suore l'ha festeggiata con affetto nei giorni scorsi, così anche il vescovo, con il quale esiste da tempo un rapporto speciale. Ci siamo conosciuti che ero giovane cancelliere di Genova, Suor Maura era segretaria generale dell'ordine, veniva in curia per fare le pratiche e così ci siamo conosciuti, perché poi non ci si fermava soltanto alle pratiche, si scambiava sempre qualche parola.